infanzia qual era il tuo dolce preferito? Che ti preparava la mamma o la nonna, quello che insomma, quello che ti mandava via di testa. Guarda, non ci penso nemmeno, non ho dubbi. Il mio dolce preferito è la pastiera napoletana. No, sul serio? Assolutamente sì, no scherzo, se no mi lanciate fuori a calci in culo. Bentornati a tutti, questa nuova puntata di Radici e Fioi. Oggi siamo con Simone, che viene da non Belluno, ma esattamente da Sospirolo. E quindi con Simone oggi chiaramente parliamo della montagna, perché il Veneto è anche montagna, e sono qui con noi intanto il massimo esperto di montagna qua in Palazzina Barberia, che è Enrico, che è il nostro pasticcere, esatto, e Federica, la nostra chef. Piacere. Allora Simone, intanto grazie di essere venuto e noi partiamo a bomba con tutti con la prima domanda, che è difficilissima, che non è geografia, quindi stai tranquillo, e che è: nella tua infanzia qual era il tuo dolce preferito? Che ti preparava la mamma o la nonna, quello che insomma, quello che ti mandava via di testa. Guarda, non ci penso nemmeno, nel senso, non ho dubbi. Non ho dubbi. Il mio dolce preferito è la pastiera napoletana. No, sul serio? Assolutamente sì. No, scherzo, se no mi lanciate fuori a calci in culo. Anche se. Ciao amici di Napoli. No, il tiramisù. No, sul serio? Cioè, anche questo è scontato. Basta. No, cioè, ma basta. Dei cliché dritti. No, allora, io devo dire, il mio dolce preferito oggi non è per dire una cosa, ovviamente per fare il simpatico, ma comunque il tiramisù mi esce bene perché ho le uova delle mie galline, quindi insomma Va è una cosa che esce bene. bene. Cioè, così sono bravi tutti. Il dolce però. preferito quando ero piccolino, una torta di mele. Sì. Okay. Buona. Sì, Buona sì. torta Con di una mele. buona mela che Fatta insomma, come? Fatta come? Attenzione, Qua attenzione, siamo tra il esperti tecnico e quindi, qua. e quindi ho due fuoche. Attenzione, sì, fatta sì. come? relax. Fatta Cioè, come la era con le mele quella della nonna, giusto? e la torta. con le La torta della nonna. Sì, la chiamava la petta della nonna, perché in dialetto Petta? la petta è in dialetto agordino, Sì. viene chiamata la petta. Petta, P-E-T-A, petta, la petta della nonna. Che sarebbe Era una pasta come... è il nome in dialettale che fa riferimento alla torta. E generalmente aveva la forma di ciambella. Ciambellone, ciambellone ok. alto Col e con le mele. Solo mele? dentro, quindi Coi era, pom, anzi, te dico. Sì, in dialetto. beh, certo. Che bello! era Torta coi era pom. tipo un plum cake, quindi non era una Era il crostata. tina così. Ok, quindi No, non era crostata, era una torta una alta, torta, un cake. mediamente soffice, Ah, ok. nel senso che tendeva comunque a essere un po' chiusa, gnocca. Sì, Da tocciare. da tocciare. Ma la preparava ogni 3x2 o la preparava solamente in occasioni speciali? No, era una cosa che era sempre presente. Ah. Enrico, Ci siamo. prendi sì. nota. Buona torta. Che buona. La torta di Va mele, bene, va bene. La prima domanda Che è piace- andata, che piace però tutto. vedi, io sento già delle cose che a me fanno impazzire, perché allora devi sapere che mio papà è di Treviso e mia mamma padovana. Quindi io nasco già bilingue, perché parlo 2 dialetti fluentemente, che hanno una serie di diversità. Allora mi ha colpito quando hai partecipato a Masterchef, Sì. perché per chi non se ne fosse accorto, Simone ha partecipato a Masterchef. Hai portato un piatto che aveva la pitta, giusto? Esatto. Era a base di pitta. Adesso mi ha detto petta, spitta. Bravo, esatto, infatti mi è venuto in mente per questo. Però pitta, da te cosa vuol dire? Da noi in dialetto significa gallina. Mentre Gallina. da noi E il a pio- Treviso il pitto è il tacchino. del tacchino, che ti dirò di più, perché pitto è dalle parti di Padova, ma a Treviso è il d'indio. È il d'indio, brava, una vita Ah, come Belluno sentivo, il Sì, d'indio. che Io ho poi studiato un sacco. ci sono delle piccole, perché il d'indio dovrebbe essere, È il d'indiot? anzi, il P8 è il maschio del tacchino, mentre la No, d'India Alberto è la, Angela, scansati. è la femmina. Ma io so, è il d'indiot perché esiste anche Ma quello? È un ot, termine? ot è sinistra piave.
Poi, Cioè, capito? No, beh, ma posso Situazione immaginare che la te è psicotica, ancora peggio, perché noi abbiamo magari un fiume, no? Quindi abbiamo a sinistra le strapiave, ma su in montagna penso che ogni curva di ogni tornante cambia la flessione, cambia il termine. Anche loro Sì. No? da parlate noi- il ladino anche, cioè da me non tirando si su, parla, io non lo ma conosco il su, ladino. certo. Un'altra Non lingua. so, c'è una lingua. Ogni tanto ho sentito di video Sul in cortinese, lingua ladina. no? Sì, Cortina, Alto Ecco, su. Gordino, Alto Livina Gordino. Longo, Lì. insomma le zone dell'Alto Gordino. Sì, c'è questa lingua che io non Sì, riesco beh, cioè, a. Ma Sì, tu a casa beh. parli in dialetto comunque? Noi lo parliamo, però parlo anche tanto italiano. Ok. Sì, sì, sì. Comunque il dialetto lo conosco e da noi il tacchino è l'ingio. Ecco, sì, L'ingio. abbiamo chiuso. Vedi, Ingio. abbiamo Ingio. Chiuso il usato. cerchio. Ah sì, Pitte, Ingio. E a Masterchef è arrivato il nido di Pita. Bene. quindi- Che è Bello. questo piatto che ho così ideato per raccontare comunque sia la mia passione per la cucina che comunque per l'agricoltura, insomma l'allevamento, che è il lavoro che poi faccio quotidianamente. E nella massima semplicità e comunque anche in ingredienti base, perché comunque uovo, agretti e il formaggio Piave. Quindi io con 3 ingredienti ho fatto un piatto Certo. che Da Masterchef, proprio per definizione. è andata bene, quindi vuol dire che andava bene per Busca è Masterchef. vicina, quindi Busca è a pochi chilometri da casa, sì, quindi ce l'hai lì. sì, così ho reso onore anche comunque a un prodotto famoso in tutto il mondo. Beh, tu poi vivi in un posto spaziale. Meraviglioso. Per me Beh, ma anche noi qua abbiamo Spaziale. ancora qualche fazzolettino di No, beh, cioè, io vado meraviglia. bruscando lì. Vabbè, certo. Beh, lì Giù per il fosso. Anch'io. Gli papà le galline sì, no, beh, all'orto e secondo me, io credo, cioè comunque il 60% delle famiglie ha l'orto in casa. Cioè le galline è un po' hardcore, sì. però insomma abbiamo una la cultura agricola coltivazione, molto, molto importante. Solo che tu Anche cioè, apri i noi. balconi e ti ritrovi davanti ai Dolomiti, insomma, cioè, che Schiare. non sono un paio di... Schiare lì. sì, un a po'. pochissimi chilometri. Da dove mi trovo io non la vedo, La vedi? però vedo tante altre montagne, insomma, dal Monte Pizzocco, i Monti del Sole, Ah, la Croda che Granda, che è comunque una montagna che sovrasta Gosaldo, che però da me, insomma, fa parte del gruppo delle Pale di San Martino. Sì. E altre montagne da tutto attorno, quindi insomma... Sì. Cioè, Il se panorama dovessi sicuramente. consigliare un posto a Enrico che va in montagna praticamente ogni settimana, Esatto, tutte le che non domeniche. conosce, quindi un posticino, un angolino che Esatto. magari non conosce, cosa gli consiglieresti? Prova a fare il cammino sospirolese. Fai un tratto, un pezzetto del cammino sospirolese, Ok. che secondo me Cos'ha ha di dei begli particolare? scorci. E attraversi diciamo, il territorio del comune dove mi trovo. Però hai la Certosa di Vedana, hai il lago di Vedana, il lago del Mis, che comunque magari conosci già, e le Masiere, che hanno è un biotopo molto particolare. Questo diciamo, ammasso di rocce, siamo quasi in un aspetto lunare. Wow. No, veramente bello. E poi c'hai insomma il parco in sé, nel senso che comunque è veramente bello, i cadini del Brentone, i cadini del Certo. Brentaz. Elisa segna. Gita, sì. L'allevamento di cavalli a San Gottardo, dove vengono allevati i cavalli della forestale, nel Corpo Forestale dello Stato. meraviglia, È bellissimo che perché comunque sono cavalli. questi cavalli liberi. C'è la stalla, poi comunque c'è questa sorta di prateria e i cavalli lì Al stanno pascolo, liberi al liberi. pascolo. Sì, no, è veramente bello. È bello, veramente. Noi magari viviamo Cioè. la montagna da turisti, tra virgolette, no? Sì. Ma neanche tra virgolette, per quanto amanti comunque arriviamo e scendiamo. E io mi sono sempre domandata se quei tratti che facciamo noi, voi li fate, li vivete, cioè sono le strade di casa vostra sostanzialmente. Beh, quale strada intendi? Cioè Quelle il che fate fatto voi di per fare una salire? passeggiata, tipo quelle che hai consigliato, cioè tu la mattina ti svegli, non sai Certo. cosa fare, dici sì, vado per di là, Esatto. poi tu hai anche Se il voglio cane, fa- quindi esatto, insomma bravissima. ce l'ho, Infatti te con, l'ho- con lei io faccio Tutto. chilometri Eh. e mi piace fare comunque i sentieri anche quelli un po' meno affollati, Battuti. immagino. meno battuti, sì, Eh. esatto, sì. Sì, ma ce n'è Sì, bella. da perdersi, quindi immagino, magari. sì. quindi- Sì. Quest'estate No, non tanta sta a fargli roba. venire tanta voglia a Enrico perché deve fare la pasticceria, che La- dopo che svola via, esatto.
Dopo ci scambiamo i numeri. Certo. Ecco, molto bene. Ah, Sì, ecco. ecco. Però Vedi, Sappi cioè, Elisa ci che sta. ancora per poco avrai qui Federica ed Enrico. Impara a fare anche pasticceria. a fare va bene. Però insomma, dopo tutte queste Tutti tranne camminate, alla Romina. fine uno Ha fame. mangia. Certo. Ok. Certo. Quindi, cosa si mangia nelle montagne bellunesi? Io lo so e io cioè vado matta. Vediamo se è la stessa tua. Beh, si parla sempre di polenta, ma non è solo polenta, Ma no, secondo non è me. solo la polenta. Perché definiti come i polentoni, mangiate solo polenta e polenta. Vabbè, ma anche No, noi vabbè, siamo c'è definiti altro. polentoni. Sì, però abbiamo tante altre cose. Sì. Tipo... Beh, partire dagli antipasti e arrivare ai dolci, insomma, non manca nulla. Abbiamo... Oddio, beh, ok, beh, tutte le carni, va bene, sì, certo. Quindi pastin, quindi Formaggio Sì. cotto. sì, Cioè il pastin, formai- formaggio cotto. formai fritta. Esatto. Madonna. Formai fritta. Perché sono ancora ferma al pastin io. I gnocchi di patate di zucca Sì, anche. esatto. Gnocchi di zucca e dopo... Sì. Ma tu Le fondute. fai ricette della tradizione? Io le faccio, io cucino. Della tradizione, che poi non è tradizione, è quello che mangiamo tutti i giorni. Sì, sì, sì. Poi dal momento in cui ho avviato comunque l'azienda agricola, io ho ortaggi di vario genere, quindi io ancora di più ho voglia di cucinare, di fare qualcosa da portare in tavola. Cosa Qui- cucini quindi più spesso? Rigenerativo? Rigenerativo, cioè nel senso, Coltivazione, riesci a fare rigenerativa? Perché adesso va un po'... queste sono mode, nel senso, Questa- agricoltura sì, rigenerativa, nel senso che tu puoi, cioè, l'obiettivo comunque è cercare di sostenibilità. utilizzare qualsiasi, non so, raccogli un cavolo, un capus, no? Ecco, cerchi di utilizzarlo al 100% senza comunque gettare nulla, ma perché si può fare, cioè basta volere, insomma, No, avere secondo un po' me di è sempre fantasia. stato fatto. Nel senso che il Veneto è una terra molto povera, si è arricchita negli ultimi 50 anni e uno dei modi di dire in Veneto è che non si butta via niente. Esatto. Quindi il fatto Anzi. della sostenibilità, di riciclare, cioè è sempre stato fatto. Sì, assolutamente. Quindi, Dopo coltivare l'orto non significa semplicemente comunque arare la terra, mettere a dimora le piantine, raccogliere. Significa prendersi cura della terra come mi prendo cura di un animale, come mi prendo cura di una persona, perché la terra comunque è viva. Quindi, Ci va rispettata. sì, quindi c'è non voglio- addirittura nella terra, insomma nello strato di terra comunque c'è vita, c'è un ecosistema, ci sono Miliardi. forme di vita, miliardi di forme di vita. miliardi di microorganismi, funghi. Quindi Sì. prenderti cura anche di quelli, cioè nel senso nutrire anche quelli. Oltre insomma, che raccogliere per nutrirti, devi nutrire comunque anche chi a loro volta, chi ti nutre, cioè tutto un caso, in giro. Eh beh, insomma, giusto non perché ha- ma nel senso- è cioè, vero. Sapevate la cosa che su un cucchiaino di terra ci sono più microorganismi che non la gente che abita, gli esseri umani che abitano la terra, in un cucchiaino. Quindi Un cucchiaino un di... cucchiaino ci sono 10 miliardi, mi sembra, di microorganismi, dicevano. Per cui pensate Certo, pensa sui quanti metri cubi, sui metri quadri, anche perché Certo. i microorganismi stanno in pochi centimetri Assolutamente. del terreno e come dicevi tu bisogna curarla la terra, perché se non la curi bene No, È la vita. assolutamente. fai una È bella la vita. strada. Insomma, non È la per niente vita. si dice che la terra è madre terra, no? esattamente. Cioè la terra Esattamente. crea e tu appartieni Esatto. alla terra. Esatto. Esatto. Cioè, anche il e alla, fatto- e alla mamma gli vuoi bene anche se magari rompe le scatole, però non la puoi cambiare, così No. la terra ti entra dentro, no? E allora c'è anche questa cosa che noi siamo estremamente legati alla nostra terra. E la cosa particolare che a me viene in mente è che comunque, vabbè, l'ha avuto un po' in vacca, però c'è la famosa filastrocca dei veneziani gran signori, padovani gran dottori, e i bellunesi non sono figli di nessuno, no? Esatto. Perché siete distanti, o perlomeno, cioè, a un certo punto partono queste montagne, cioè, è una terra intanto difficile, perché vivere in montagna tempra. Esatto. Assolutamente. Cioè- Tempra gli uomini, tempra gli alberi, tempra le Certo, piante, tempra Tutto, tutto. esatto, Cioè, e nel quindi senso, anche la fatica che tu ne fai a risenti. prenderti cura di questa terra
cioè prima di mollarla ce ne vuole, perché insomma dopo che ci hai speso un sacco di tempo, di energie, ti affezioni anche se non vuoi la tua terra, la tua mamma, no? Chiaramente, cioè io lì ci sono nato nel lontano 1994, lì sono tuttora. Lontano. Lontano. Sono 30 anni quest'anno. Auguri. Grazie. Scusa, già fatti. Quindi già trentenne. Sì, già 30enne, esatto. E diciamo che l'ho scoperta sotto certi aspetti, cioè ho scoperto dei lati comunque del territorio dove vivevo, le stagioni, semplicemente lo scorrere delle stagioni, l'alternarsi dall'inverno alla primavera all'estate all'autunno, che comunque ogni stagione la riconosci proprio per delle caratteristiche che ha cioè, personali, caratteristiche che la identificano, questo intendo dire. E dalla terra riesco comunque a capire che ogni cosa che si fa comunque ha una ripercussione sull'ambiente, su quello che poi porti in tavola anche, perché ho iniziato da zero con l'azienda agricola. Ho iniziato con un'esperienza che un po' avevo pregressa, cioè, ma a livello hobbistico, semplicemente perché mi piaceva avere l'orto fuori casa, cioè io e mio fratello facevamo l'orto anche tra la ghiaia, cioè proprio dove tra i sassi, io coltivavo anche tra i sassi. Bravo. Proprio sfidiamo. Quanta terra hai? Allora, di coltivazione adesso sono circa sui ti direi un 2500 metri quadri di ortaggi. Non è una grande estensione, ma perché io non miro comunque a una grande azienda agricola estensiva con grandi produzioni, perché io punto più che altro sulla qualità del prodotto e sul fatto poi che comunque oltre alle coltivazioni io comunque ho anche del bosco, del quale comunque me ne prendo cura, e del quale adesso vorrei anche lì andare a creare qualche progetto, una sorta di oasi didattica con animali al pascolo all'interno, valorizzando comunque anche il patrimonio boschivo, quindi le piante già presenti. Quindi segniamo Gita. Esatto, vai. E quindi dal momento in cui ho avviato l'azienda agricola ho notato, insomma, ho preso spunto semplicemente dal ciclo delle stagioni, dall'andamento, diciamo, dal 1 gennaio al 31 dicembre, di come variano, insomma, le temperature, l'umidità, in generale, lo scorrere delle stagioni. Se tu seguendo questo comunque anche riesci ad adattare bene, al meglio le coltivazioni, sai che un certo tipo di ortaggio lo puoi coltivare a marzo piuttosto che a giugno, piuttosto che a ottobre. E non puoi mescolare perché non vengono bene certi cioè, non posso coltivare, che ne so, i capus in piena estate, cioè li puoi fare ma non vengono bene. Certo. Vai a metterli a dimora a inizio agosto, fine luglio da noi, a ottobre raccogli dei capus grandi, enormi, così perfetti, che magari prendono anche le prime brose e vengono ancora più buoni. I pomodori, ok, li coltivo in serra perché non difficile da noi, montagna, no? Esatto. Però semplicemente con una serra sopra la testa dei pomodori io faccio dei pomodori straordinari. Vedi? Va bene, allora Simone, io ho tutte le mie teorie, ci sono solamente le mie. Solamente mie, che comunque da qua è partito qualsiasi cosa, ok? Quindi no, noi siamo matti degli hamburger, il panino con la carne dentro. Sì. Ma in realtà da te, cioè, non dico l'antenato, ma cioè veramente chiamiamolo così, il pezzo di hamburger vero che si chiama pastin. Ah, tu capi. Ok. Cioè, vuoi mettere cosa ce lo insegnare americani. Non ce l'hanno loro. Che buono. Allora, per chi non lo sa, tu sai spiegarci la fede, insomma, che comunque alla fine noi siamo a un'ora di strada, cioè Treviso è a un'ora da Cortina sostanzialmente, quindi anche tutta la Val di Zoldo, che è bellissima. Che com'è fatto il pastin? Intanto hai già mirato alla zona, lo Zoldano. So che adesso mi pare che sia originario di lì. Credo di sì.
Viene detto pastin o pastim con la M, anche perché Ah, questo sì, non lo attenzione. sapevo. Io dico tutto, perché c'è questo e c'è Non questo. facciamo incidenti diplomatici, esatto. Pastino no, non l'ho mai esatto. sentito. Tanti lo chiamano pastim. Eh, Io dico, quando sento la M, No. mi piace, suona di più con la N. sai, vero? pastin, Il pastin? pastim, Pastin. mi sembra una cosa più, Forzata. quasi un farmaco, il pastin. è un digestivo. Un digestivo. Strong. Sì, sai, compressina da 20 mg di pastim. Esatto, Sai, esatto. dai l'accento anche a... Esatto. Invece pastin Sì. ed è l'impasto ed è un impasto di carne macinata di Visto. di misto, sì, misto, dai, anche puro maiale ho mangiato. Con pepe, sale e nello Zaldano, o comunque perché conoscevo delle persone originari di lì, lo vanno a speziare, tipo c'è la cannella. Quando Giusto. capita di trovare quel pastin là, a me piace Anche tantissimo. i chiodi di garofano. Cannella sicuramente, Ok. pepe, cannella Finocchio, semi finocchio forse. Sai cosa fanno con i semi di finocchio? La Ah, il coso. puccia. la puzza che non Ma anche Non nel è molto bellunese, cappuccio lo mettono. sì. Io Dai, quando appunto. condisco il cappuccio, il cavolo cappuccio, ci metto il seme di finocchietto. Che buono. certo. Sì. O il cumino anche. Anche il cumino. Sì, Ah, sì. quindi anche nell'orto quello. hai anche le erbe aromatiche? Poche. Per ora Ah. poche. Mi sono più concentrato sugli ortaggi. Tipo? Proprio. Dai Classici. fagioli ai pomodori, alle zucchine, ai cetrioli, Anche i le fagioli? insalate. Melanzane. Anche i fagioli. Ho sospirato perché l'anno scorso, come l'anno precedente, sono state annate un po' difficili. E il clima non ha aiutato, quindi mi sono ritrovato a raccogliere pochi fagioli, ma veramente pochi rispetto a quelli che avrei dovuto raccogliere. Varietà un borlotto Balla Rossa, che è sempre questa una varietà feltrina. Sì, beh, giusto. Ed è veramente un ottimo fagiolo, un ottimo borlotto, puzza sottile, gusto un po' che ricorda la castagna. E La pasta e fagioli, buonissima. sì, Verrà. pasta e fagioli Pasta è e molto fagioli. buona, molto buona. Fagioli poi freschi oppure secchi, veramente sì. E avevo coltivato anni fa anche il fagiolo gialetta, che anche questo è un fagiolo tipico della Val Belluna. E quest'anno vorrei provare a coltivarlo. Ho tenuto sempre da parte comunque i semi e vediamo Riesci a se... tenere da parte, sì. Io mi faccio sementi. sempre i semi, Ah. dei fagioli sempre. Sì. Porto avanti la mia semenza e di anno in anno la rinnovo, perché comunque va anche a rafforzarsi geneticamente, perché comunque noi ci evolviamo, le piante si evolvono, attraversano delle fasi, delle stagioni più siccitose, memorizzano la difficoltà che hanno dovuto superare per portare a maturazione il frutto, sì, il seme, il fagiolo, e quindi comunque la specie, cioè la generazione successiva porta avanti anche questa memoria, parlando di siccità come magari di avversità anche patogeni o cose di questo genere, non so, attacco di afidi piuttosto che di altre cose, insomma, che possono colpire i fagioli. Comunque coltivo ortaggi, le erbe aromatiche poche, coltivo delle erbe aromatiche tra i pomodori, anche lì per una sorta di consociazione. Sì, c'è un buon basilico tra i pomodori, prezzemolo, fiori eduli tipo calendula, tagete, Hai le tagette? fiordaliso, sì. Verrò trovato. Le coltivo tra i I pomodori. radici de can, che in italiano si chiama tarassacco, che ha anche delle proprietà diuretiche. Sì, è un fiore Vabbè, giallo insomma, le piante bellissimo. sono- sì. Che Vabbè, adesso le- ne trovi... Fiore Esatto. mellifero che dà, Sì. che dà nettare, che le Certo. api fanno anche un Sì. ottimo Beh, miele di montagne è tarassaco. pieno, esatto. Sì. Esatto. Proprio scendendo da Treviso e da Belluno verso Treviso, dov'è che ho incontrato? Ah sì, vicino, poco prima di Busche. Là Sì. ho visto proprio dei campi di soffioni, quindi io ho mai sfiorito, ma Certo. campi distese, non avevo mai notato sta cosa che... Le anche api per questi sono ultimi- contentissime. sì. Sì, fai anche un ottimo miele di tarassaco da noi. Ah, sì. buono. Esatto. Buonissimo. Vedi il motivo per Ho cui. anche le api. Davvero? Ecco, ti volevo Aia. chiedere. Madonna, che- Quante Poche, arnie hai? poche. Quante arnie? 10 alveari, 10 arnie, sì. Pochine. insomma. È più che altro perché devo imparare a anche fare Sì. comunque E chi è che ti apicoltura. insegna? È il mio vicino di casa, è molto bravo. Sì. E anche fa legname
e quindi sa Si anche fa le costruire le casette. casette, fa i telaini e poi sa molto, diciamo, ne sa molto di apicoltura. Ma che bello! Un po' imparo, ma un pochettino alla volta, perché insomma non si può fare tutto. Sì, però dicono che E farlo male. a parte l'afide che E la varroa. la varroa che le disturba un po', non è diciamo. difficilissimo. Oddio, insomma. Oddio. Richiede comunque costanza, richiede di essere seguite, certo. specie adesso che tra poco arrivano le prime fioriture, le grosse fioriture. Insomma, bisogna essere presenti, non dico quotidianamente, ma almeno ogni 2 o 3 giorni, controllare, vedere, perché dopo ci sono le sciamature, perché dopo bisogna verificare quando iniziano a importare miele, e quindi vai a metterci il melario sopra per portare il miele in una parte, diciamo, in una appendice, in una prolunga dell'arnia dove salgono solo le api operaie, portano il miele, l'ape regina resta sotto perché c'è un escludi Mi regina. sembra giusto. Esatto. Statene a casa tua. Non è regina per niente. Sì, no, è veramente un mondo anche lì. Quindi comunque coltivo gli ortaggi e avere le api, comunque prendersi cura delle api significa comunque anche consentire, insomma, o agevolare, aumentare l'impollinazione, che quindi ti dà anche il frutto. Però quello che Tanto l'introduzione. volevo chiederti, che mi ha incuriosito, è che allora noi diciamo che abbiamo un legame con la terra. Cioè io, insomma, qua lo sanno tutti, io non riesco a concludere una frase in italiano, comunque a volte vengo fuori con dei detti, con dei modi di dire che ho sentito in casa, eccetera, eccetera. Ma tu a maggior ragione che la coltivi la terra, comunque con gli animali e quant'altro, io sarei curiosa di sapere chi ti ha insegnato e se ci sono dei modi di dire o comunque delle frasi legate all'agricoltura, che sono le frasi della saggezza dei vecchi, diciamo così, che erano il loro timone per capire se seminare o meno, se raccogliere o meno. Cioè banalizzo alla stragrande, rosso di sera, bel tempo si spera, cioè sono quei modi di dire che comunque guidano, no, le attività o comunque la quotidianità, a maggior ragione in un lavoro, in una vocazione come la tua. Certo. Domandone questo. Mi ero incantato a sentirti parlare. Grazie. Puoi andare avanti. Io ho un sacco di robe da dire, ma stai tu di parlare. No. Ma allora la passione che io ho sempre comunque nutrito per tutto il mondo legato alla natura, agli animali, all'orto, eccetera, mi è stata comunque un po' tramandata, ecco, dal nonno, che io ricordo quando eravamo sempre i bambini, no? Quando eravamo piccolini, durante le estati, ci portava con lui dove lui faceva l'orto. Aveva sempre degli amici che gli davano un pezzetto un anno da una parte, un anno andava dall'altra, quindi faceva il suo orto, comunque un signor orto, perché aveva sempre begli orti. Itinerante. Sì, itinerante, bravo. e coltivava sempre un po' di tutto. E comunque, sai, semplicemente quando sei bambino vedi, anche semplicemente vedere fare una cosa, comunque va a innescare, comunque va a fare suonare, insomma, delle corde che secondo me magari possono anche risuonare anche bene, ecco. E quindi mi sono ritrovato comunque a avere il nonno che mi portava sia nell'orto che magari a raccogliere i funghi o a raccogliere delle erbe, andare a radici, andare a radicchi ai terrazzo, come dicevi prima, a raccogliere i briscandoli o ai sciopet, che è la silene, la silene, che è un'altra erba spontanea. Giusto. Poi tante altre erbe spontanee, nel senso che ce n'è una miriade, che io tante non le conosco, ma insomma, per dire, sempre comunque attività che mi portavano a stare a contatto con la natura e con gli animali anche. E poi diciamo che io ho avuto un periodo di lavoro in fabbrica, dopo aver comunque fatto il mio percorso di studi come perito chimico. E quindi che poi ho ti aiuta provato, anche che alla poi fine, aiuta insomma, tantissimo manetta. perché
diciamo, ti innesca il ragionamento di come cresce una pianta, che poi sono tutte reazioni chimiche. Sì. Cioè, è tutto l'acqua è chimica, il vino è chimica, tutto nel senso che sono formati da elementi, e quindi comunque insomma ed è d'aiuto. Poi ho intrapreso appunto questa carriera lavorativa breve di quasi 3 anni in un'occhialeria. E Strano. Strano. Che belluto, l'avrebbe facciano mai gli detto? occhiali. Avrei dovuto farti la domanda. Secondo te dove? Opzione A, opzione B e opzione C. No, perché ovviamente sei giovane, 20 anni, ti butti, dici tanto ti fai una prima esperienza lavorativa. Sono risparmioso e quindi ho messo da parte un po' di soldini, e con questi dopo, dal momento in cui ho lasciato, ho deciso come investirli, e ho pensato subito ad avviare l'azienda agricola, perché la passione di coltivare ce l'avevo, non avevo molta formazione, cioè nel senso non avevo l'esperienza, non sono subentrato in un'azienda esistente, non avevo insegnanti, e ho imparato da solo. Ho imparato tramite comunque i social, perché comunque lì c'è un confronto con altri colleghi da tutta Italia, anche da tutto il mondo, perché comunque mi escono reel, ormai l'algoritmo mi conosce, sa chi sono, e quindi mi dice: a te può interessare questo. E mi escono i peperoni in Cina piuttosto che i pomodori in Sud America, come coltivano, no? C'è semplicemente che struttura utilizzano, perché insomma viene sempre robe da imparare, e imparo così. Ho imparato con dei libri e ho imparato sbagliando, facendo errori. Dopo ho iniziato a coltivare con le serre, quindi anche lì si apre una parentesi, perché comunque la coltivazione in serra non è la coltivazione all'aperto, hai dei problemi che all'aperto non hai, e a viceversa hai una protezione che all'aperto non hai, quindi devi saperti adattare, e capire come coltivare un ortaggio, una pianta di insalata in serra o all'aperto, che non è la stessa cosa. In serra viene da Dio, ecco. Ma all'inizio le bruciavo. Cioè il primo anno 2021 che ho installato le serre, era una cottura anticipata degli ortaggi prima che finissero in tavola, cosa che non andava bene, perché sai i come clienti si mi dice dissero. da noi come si dice? Chi non fa non sbaglia. Chi non fa non sbaglia, alla fine è la verità. È vero, Sì. È vero, è verissimo. è vero, è verissimo. E quindi è nato tutto da una passione, e poi comunque dalle idee che si sono fatte sempre più chiare, semplicemente addentrandosi nel mondo dell'agricoltura. Ma quindi, Perché scusami, comunque- visto che magari immagino che là vi conosciate tutti, no? Bene o male. Più Sì, o meno, beh, no? Cioè io ho l'immagine, più o meno, dai, insomma, no? Allora, io ho l'immagine tipo i vecchi che vanno in cantiere, che vengono davanti a casa tua e dicono: guarda che là sono i pomodori che gatti da su. Guarda Perché come chi ha un abusato. orto fa sempre garetta. Sì. Elisa ne sa qualcosa. Tendono- Madonna, cioè Elisa mio ne sa qualcosa. papà ha l'orto appunto, e cioè ragazzi è garetta. Ogni tanto mi diverto Garetta. anch'io, pubblico Su- magari. esatto, su chi lo fa prima, su chi lo fa più il colore più intenso, sulle dimensioni, quantità. Mamma. E dopo c'è sempre la giustifica, ma che si sta a Maiattia sto anno, quindi non ho fatto i pomidori. Beh, insomma, Sulfato, tutto il mondo è paese ammannetta, comunque, certo, veramente. certo. Cioè, Quindi tu hai i vecchi che vengono a controllare, a fare garetta col tuo orto. arrivano ogni tanto. Sì. E ti E chiedono dicono? consigli anche. Addirittura Chiedono Sì. consigli. Sì. non te li danno i consigli. I tendaria. Single friendly là. Sì, si mettono le sì. mani dietro la schiena, ma secondo me... Sì. E mi scrivono: ho le pitte che non ponde, che non fanno uova. Come fai? Aspetta, ridillo. Le pitte Ho le che non pitte- ponde. Le pite che non ponde, cioè le pite che non fanno Ponde. uova. Che non covano. Sì, ponde. Che non covano. Che non, Che- che non proprio che non le fanno. pondere, come ha detto Elisa, deporre. Deporre, sì, covare in dialetto, covare. No. A coa. La coa. Coa in dialetto. Sì. Invece pondere, ecco. Quindi mi chiedono le uova le galline che non fanno uova e come fare, eccetera, eccetera, e consigli per l'orto in generale. Ho fatto di recente anche un incontro con l'Auser e con gli anziani. No, cioè questo veramente è il Sì, top della... sì. Come Sono andato io a si è raccontare girato? come cambiano le cose, cioè veramente.
era impensabile quasi di dovermi io presentare a persone che comunque hanno sicuramente un'esperienza di vita un po' più lunga della mia, però secondo me in realtà c'è sempre il confronto, l'imparare, no? L'arricchirsi, c'è tra giovani e giovani, tra giovani e anziani e viceversa. Cioè, non è che È ci uno sia... scambio. È Io uno non vedo scambio. l'anziano come l'insegnante o non vedo nemmeno il giovane come l'insegnante, vedo semplicemente un continuo scambio di saperi, di idee in generale, e insomma io cerco di diffonderle nei social, ma non sono, quindi Come anche sta andando nella la tua realtà. attività sui social? Bene? Io sono contento, sì, Mm. perché comunque è una community che è cresciuta gradualmente, comunque di persone interessate sia all'acquisto di prodotti, quindi comunque il poter assaggiare quello che coltivo e allevo, e poi anche semplicemente appassionati o persone curiose di scoprire di più sulla stagionalità, che si parlava anche prima, o in generale su come coltivare, o aspetti legati anche al territorio dove vivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i social a me hanno dato molto e spero di dare molto. Ma questa tua passione per la natura, per le piante, per gli animali, come ti ha portato a MasterChef? Anche qua. Domandone. Allora, a me piace cucinare. L'anno scorso, era più o meno questo periodo qua, anzi prima, sarà stato febbraio, ho avuto questa idea, ho detto, sapevo già che avrei aperto l'agriturismo, perché avevo già iniziato, ero in procinto di avviare il cantiere. Una volta che tu apri l'agriturismo, poi comunque non puoi più partecipare a MasterChef. Giusto, perché è per amatori. E allora io anni fa, tipo 6-7 anni fa, avevo già provato a fare una candidatura, però era arrivato a un certo punto, poi basta, morta lì, ma non ero... Sai cosa? Ci sono cose che accadono in certi momenti della vita, perché probabilmente in quel momento della vita doveva accadere questa cosa qua. Ne sappiamo qualcosa. Ne sappiamo Andiamo qualcosa. avanti. Ho pensato di provare a candidarmi, ho inviato la mia domanda e mi hanno ricontattato e ho iniziato a fare la mia trafila di prima le videochiamate, poi il passaggio, una video intervista, mi sono auto-intervistato, una video presentazione, ecco, non mi ricordo corretto, e dove dovevo far vedere anche che cucinavo qualcosa. Lì avevo fatto lo sbatudin. Grandissimo! E poi cazzo, duri, cioè, mai no mollare, cioè proprio sbatudin, che poi ovviamente è piaciuto tanto. Me l'ero bevuto dentro un flute. Lo sbatutin praticamente è il nonno della crema al mascarpone che viene utilizzata nel tiramisù. Vedi come tutto Alla fine stiamo tutto- ricomponendo le varie tesserine. Esatto. Che... Tutto Esatto. È torna. partito tutto da là il tiramisù. Sbatudini. Io Esatto. avevo raccolto le uova, avevo fatto proprio tutto il video dove vado, raccolgo le uova, mi presento, eccetera, eccetera. Prendo le uova, faccio lo sbatudin a bagnomaria e lo faccio. Sì, Vabbè, dopo per ognuno- chi non lo sapesse, lo sbattudino Sì. è tuorlo, uova e zucchero sbattuti insieme, che Esatto. le nonne davano ai bambini per Esatto. tirarli su, tirette su. E non solo. le E non donne. solo, esatto. Esattamente. Esatto. Ma noi raccontiamo, parliamo delle nonne. E dico, io aggiungo anche un cucchiaino di marsala secco. Ok. Sì, Se si può. Sì, no, Oh, vabbè. Stiamo ricetta parlando di dello Trevisin, sbattudin, ok? esatto. Quindi non stiamo parlando di della altre crema al mascarpone. cose. tiramisù. Esatto. Quindi sul sbattudin ci sta. Esatto. E... Un po' il VOV, no? Vabbè. C'è da tirarsi su. Sì, sì. Esatto. E allora mi sono presentato e poi ho fatto la storia è andata avanti e mi hanno convocato a Milano. Mi hanno detto sei passato per il live cooking. Wow. E quindi?
Che significava cosa? Significava presentare il mio Farsi piatto addosso. agli chef, ai tre chef pluristellati. E Insomma, è una lì- soddisfazione, cioè, Cannavacciuolo, che sono Barbieri le e primissime Locatelli. puntate praticamente. La prima, La prima puntata. quella che arrivi col carrello, ti porti dietro il Esatto. parente. E allora- No, io sono preparatissimo. Madonna, sono- mi pare di avere tutto ancora di fronte. Adesso mi state facendo rivivere cose che ho vissuto un anno fa e che, wow, belle veramente. E lì ho presentato il mio piatto, che nella semplicità mi ha comunque permesso di prendere il grembiule grigio. Perché Intanto. comunque Bravo. il piatto nido di pita, che è il titolo del nome del piatto, significa nido di gallina. Ecco, in dialetto andava a, diciamo, a riproporre una sorta di nido fatto con gli agretti, una fonduta al piave oro, un nido d'agretti saltati semplicemente con aglio e olio. Dovevano essere dei briscandoi, quindi germogli di luppolo selvatico, e al posto degli agretti, però buonissimi anche gli agretti. E poi ho fatto degli agretti in tempura, un po' perché ricordassero anche gli stecchini del nido della gallina, perché comunque un nido di gallina è fatto almeno come lo faccio io, perché io li creo il nido alla gallina, metto un po' di paglia, un po' di fieno, un po' di rametti, un po' di foglie secche, quindi dava anche quel ricordo del tipo del nido della gallina, e al centro sopra un bellissimo uovo in camicia, che penso di aver fatto l'uovo in camicia più bello della mia vita. Vuol dire che era Cioè, il tuo una momento. mozzarella, cioè tu prendevi una mozzarella, prendevi l'uovo, ce li mettevi a fianco e ti chiedevo, Elisa, qual è l'uovo e qual è la mozzarella, E ti e te dicevo, dovevi indovinare. Non ce la facevi proprio perché mi era riuscito proprio bene, cioè, e tra l'altro io genio mi sono Ma l'hai cazzo fatto- infatti L'hai fatto... Mi sta- L'hai Sentivo fatto, tirare. l'hai fatto col pentolino, con l'acqua, col vortice. Sì, che poi io veramente da incosciente sono arrivato col mio carrellino Che dagli genio chef. incosciente. Genio incosciente. Perché prima hai detto sono genio. Beh, non mi sono dato il titolo No, di non genio. era da babà. Che no, questi qua. Cioè, di solito Di i questo no, geni come- sono degli incoscienti. No, però sono arrivato a questo carrellino e in 5 minuti dovevo finire il piatto. Solamente che ho perso 1 minuto e 20 in chiacchiere, perché semplicemente iniziano, parla di te, Ah, sì, è e io ho vero. chiesto dopo, ma posso sapere il tempo? Dov'è il tempo che scorre? Non vedo, non c'è un timer, un orologio. E lo chef Locatelli mi fa, alza gli occhi alla tua destra, così c'era sto bello orologio che segnava 3 minuti e 40 E lì panico. da 5 minuti iniziali, quindi togli 1 e 20. Io in 3 minuti e 40 dovevo fare l'uovo, quindi subito ho spaccato l'uovo, ho fatto il mio vortice e ho versato appunto l'uovo all'interno. Sono rimasto lì E hai pregato. in Di la silenzio. verità. Hai Ho pregato, anche se non sono Secondo comunque me un la grande esperto in preghiera. Ecco, secondo me c'era un'altra. Infatti, no. Non si può dire. Era il gancio giusto per l'ultima domanda. Che non si può dire. E questo si girava e si avvolgeva l'album, Sì. e faceva proprio, infatti c'è proprio questa ripresa che poi è andata anche in onda in TV, dove vedi proprio ipnotico, vedi questo album che piano si avvolge, coagula e sì. chiude. Sospiro di sollievo, torno a chiacchierare. Perché non avevi più da fare altro, cioè, avevo già fatto gli agretti precedentemente, avevamo 40 minuti di tempo con la chef Chiara Pavan, che tra l'altro Aletti fava per me. L'ho scoperto dopo, cioè, quando Vabbè, era meglio tutto così, finito. così non eri sotto pressione. Infatti, Pavan la chef comunque, Chiara Pavan. sì. Sì. Mi ha tosta. veramente... Ci siamo conosciuti per poco perché, sì, in questo frangente. Però mi piacerebbe andare al Venissa. Chiara, sono qua. Va bene, se vuoi, siccome No, dobbiamo perché andare in c'è gita, ti anche un mettiamo nella bell'otto, lista. Quindi Sì. stiamo facendo una lista delle gite Delle che dobbiamo gite. fare. Insomma, Esatto, è quando lunga. andiamo al Venissa ti portiamo. Sì, volentieri, l'isola di Mazzorboli, anche l'orto. Madonna, È un bel la- posto. Bellissimo. Sì. È bellissimo. Cosa non abbiamo? Cosa non Abbiamo in Veneto? tutto, abbiamo Madonna. tutto. Porca Non ci può mancare miseria. niente. Esatto. E quindi è andata così. E l'uovo è venuto, cioè il piatto è venuto veramente bene. Sono rimasto contento. Cannavacciolo mi ha fatto i suoi complimenti. Ti è venuta sete? Vuoi un'ombretta? Facciamo un sorsino, secondo me ci sta. Non direi che... Ok.
Allora Simone, una delle cose più belle che si vivono nel nostro territorio, ma insomma penso che la montagna abbia tanto da dare da questo punto di vista, sono le sagre. Le sagre, magari noi ne abbiamo qualcuna che chiaramente è legata al prodotto della terra, perché qua a Treviso c'è la sagra dell'asparago, la sagra del radicchio, la sagra del peperone. Dalle tue parti c'è qualche sagra o comunque noi andiamo a sagre? Cioè i veneti vanno a sagre per definizione. Un'istituzione, la sagra. Esatto, quindi volevo sapere se anche tu da Veneto hai esperienze, nel senso che magari andavi da piccolo e tu ti portavano magari a una festa particolare di paese, se continui ad andarci. Posso dire che allora, non sono un grande appassionato delle sagre, nel senso non sono un gran frequentatore, Ok, questo dico. Però perché devi stare Però. dietro all'orto, che non ci sono sabati e domeniche. alle esatto, api. esatto, ho da fare. Ho lavori da fare, quindi no, nel senso, mi piacciono, magari se come hai detto sono tematizzate verso tipo ad esempio un piatto particolare o un prodotto particolare. Ce ne sono tante. Allora, io direi che per restare sempre nella madrepatria, direi che a Sospirolo comunque c'è una festa che viene, penso, organizzata una volta all'anno e lì fanno le trippe. Oh, A me non mi piace. Neanche a me. neanche a me. A me sì. No, a me vabbè, però fanno ed è la festa di San Remedio. Ok. Questa festa e lì cucinano le trippe. Poi c'è la festa degli scios, che sono le lumache. Giusto. Ciosi. Quindi anche la Ciosi. sciosele, insomma, come vengono chiamate. Gioselle. Sciosele, sciosele, dipende, ecco, comunque c'è questa. Altre feste, diciamo, sempre o sagre, che sono comunque legate a dei prodotti. C'è la festa della zucca di Caurera. Ho detto bene. Sì, Caurera. O no? Se dobbiamo googolare. perché non lo so. Ok. Sì. Zucca Santa Bellunese, ecco. C'è la festa della patata, sì, questa di patata in montagna. Cesio Maggiore. Mel, dei pomi a mel. Pome pera, mel. A me, Esatto. sì, pomi da Esatto, me. esatto. Sono lì, iniziano le mostre mercato in quel periodo. Esatto. Quindi c'è un susseguirsi di Vai a comprare. una bella triade di mostre mercato da Santa Giustina che c'è la mostra mercato di Santa Giustina, c'è la mostra mercato la Pome Per e poi c'è quella di Villa Pat a Sedico. Sono, diciamo, questa triade che una dietro l'altra arrivano. Bisogna farle tutte e tre, se no non passa. Quando il c'è il turno. raccolto Ok. anche, sì, guai. Ok. Mancarla, no. Diciamo che sono veramente belle feste organizzate comunque dalle associazioni, quindi da volontari, e veramente organizzate bene con tanti prodotti tipici del territorio. Sono nel periodo del raccolto quelle, quindi che bello. c'è anche diciamo una sorta di ringraziamento al raccolto che c'è stato o si sta facendo, e comunque c'è anche tanti prodotti che in altri periodi dell'anno da noi non ci sono, e quindi diciamo che da fine settembre inizio ottobre insomma c'è una moltitudine di frutta e di verdura che insomma viene portata a queste feste. E poi altre feste si potrebbe andare. C'è la sagra del cappuccio di Vinigo di Cadore. Ma questo non la conosco. Ah sì, perché è famoso per il cappuccio cuore, cappuccio di Vinigo. Sì? Cappuccio di Vinigo, c'è questa piana dove coltivano. Non sono mai stato, io lo so, ma non sono mai. Cioè, non è che riesco ad andare sempre ovunque. Non vai a sagre. Andremo. Ricordiamoci che hai le api. Gite. Esatto, le galline. Esatto. Esatto. Sì. Comunque, insomma, abbiamo i nostri prodotti tipici, sicuramente, che non mancano. Tranquilla, Segnappa, Sì, ma beh, non apriremo ce questo n'è. capitolo. No. Non apriremo questo capitolo. Allora, volevo farti l'ultima domanda, che è... prego. Mi è venuto in mente, avete anche voi la desmontegada?
Assolutamente sì. Cos'è Eh sì. La desmontegada. Sì, c'è la sì? desmontegada è quando scendono a A valle. valle le mucche le portano via. vabbè, Sì. E poi c'è la ma monticazione fanno la festa? quando invece salgono e c'è una gran festa, addobbano sì? addobbano fiori. le vacche, gli E c'è animali il con queste corteo delle mucche corone che di scendono, fiori, fanno- pezze formai sì? attaccate su, Attaccate. sì, cioè veramente L'abbondanza. E l'abbondanza si magna. quando scendono, quindi hanno fatto il formaggio in Giusto. malga, Sì. scendono con ciò che è stato tesori. prodotto nell'arco della Sì. stagione in montagna. Sì, È una gran veramente. festa la desmontegada. Sì, ce ne sono. E nell'Agordino sono veramente belle, veramente fanno delle belle feste. bellissimo. Selva di Cadore, c'è una Gita. Gita famosa fate Cioè, Sì. bisogna che compro... Falcade, Sì. Selva di Cadore, Sì, fanno giusto, delle giusto, bellissime giusto. desmontegade. Giusto. È vero, Selva. è vero. Sì. Sì. Sì, una gran festa, fanno proprio No, ma tutto il paese addobbato. ma ci sono queste sì, belle sì, feste, ci sono ancora molto tradizioni sono- ancora molto radicate. Beh, sì. Io conoscevo i Krampus che sono andato a I vedere. Krampus, sì, Ah, sono beh, I Diavolaci, diavolaci, sì. Sì. Il giorno di Natale, quello di esatto, San sotto le Nicolò. festività natalizie, sì. I Krampus, Bravo. sì. Diavolaci, tutti E sono vestiti. cattivi, sono Madonna, che dispettosi. frustano i bambini. Sì, ti fanno gli dispetti. Sì. Come una befana qualunque, insomma. Non è che... È peso. Carbone, È peso, frusta, te stessa fanno. roba. Allora, l'ultima domanda che volevo farti è legata al Veneto, no? E al fatto che in ogni caso saltiamo la prima risposta che ti verrà in mente, perché noi sappiamo già che la prima risposta che viene in mente a tutti non si può dire, ma che cos'è che rende un Veneto? Da che cosa lo riconosci? Allora, io Stai pensando se alla dovessi- prima risposta? L'ho già scartata. Esatto. Sto spuntando l'elenco. Cioè. Vabbè, Allora, questa non posso dirla. La seconda nemmeno, perché c'è anche una seconda. Ecco, che beviamo. Che come- beviamo, esatto, certo. ma figurati in montagna, quale di più. Figurati, sì. Tutto mangia e bevi. Se dovessi riconoscere, cioè, allora, se fossi un estraneo, cioè uno straniero, no? Vengo in Veneto, o meglio, sto fuori dal Veneto, ecco, magari, no? Non so, mi trovo in altre zone anche fuori dal mondo e incontro una persona e questa persona proviene da Padova piuttosto che da Belluno, piuttosto che da Venezia. Come potrei riconoscerla? Potrei riconoscerla secondo me, sai da cosa? Dal momento in cui ci si avvicina, no? Portamento. Dal Portamento, il regalo. No, ci si avvicina e secondo me è una questione a pelle, nel senso che secondo me un Veneto lo riconosci Dall'aria. dallo sguardo, da come ti... perché da uno sguardo accogliente, cioè che il Veneto secondo me sa accogliere, no? Beh, certo. E secondo me quando ti trovi, cioè come all'estero tra italiani no? Sì, ci si riconosce, sì. no? Ma ci si riconosce Perché ancora siamo di più vestiti tra bene? veneti, Sì. magari, no? Cioè perché vedere un veneto all'estero lo riconoscerai secondo me, dal momento in cui ti avvicini, dallo sguardo, dal portamento. se poi dici una parola, ovviamente dall'accento, perché Esatto, se poi bestemmia hai la certezza. se bestemmia hai la certezza, hai fatto bingo. Sì. Beh, però è una bella risposta la tua. Ma secondo Cioè, me sì. no, per andare a ricercare anche qualcosa di diverso, nel senso, perché sennò lo riconosci da cosa un Veneto? Cioè, per non cadere nei luoghi comuni, cioè, nel senso, Sì, perché esatto. sennò siamo sempre Che riconoscibili per le solite bestemmiamo, cose. esatto. Cioè, ma anche secondo me anche un buon gustaio, cioè che sa mangiare, perché abbiamo delle eccellenze comunque anche Assolutamente. comunque ristorative che vengono invidiate, perché abbiamo prodotti buoni, e abbiamo grandi chef e chef tanta che sanno varietà. fare e tanta varietà. Abbiamo una terra, Sì. abbiamo una terra rigogliosa. Non dimenticarti. Sì, quindi sappiamo, magari anche che ne so, anche non so, all'estero, o anche i locali che andiamo a scegliere dove andare a mangiare. Cioè sappiamo magari scegliere un locale piuttosto che in un altro e veniamo attratti comunque dalla cucina buona anche all'estero.
E quindi magari ci si ritrova tutti tra veneti in una tavola intorno, cioè nel senso beh, non vi è mai capitato di ritrovarvi all'estero con veneti? Sì, assolutamente sì. Vabbè. Ma non ci siamo riconosciuti dalla tavolata, ci siamo riconosciuti prima. Vabbè, comunque non importa. Come può un contadino fare il colpo di scena? La domanda? No, beh, cioè comunque ha il suo fascino. Vai. Cioè avere un ragazzo che ha, insomma, che coltiva e che comunque ha contatto con la terra, che si prende cura, che... Cioè, secondo me attira molto le ragazze questa cosa. Non tutte le ragazze probabilmente, le migliori probabilmente. La crème della crème. La crème della genuine. crème, esatto. E quindi per fare crème colpo, brûlée. tu dove le porteresti? Il poner delle galline. Esatto. Poner, come dici pollaio tu? Pollaio, sì, sarebbe il puner. È sì, uguale, sì. vedi? Il punare. Sì, Ponero, Ok. sì, sì. Allora. Beh, allora, se dovessi... dove porterei per fare colpo una ragazza? Sì, Dove cioè, dove... in quali posti? Cioè, attorno insomma, cacchio, sei sulle Dolomiti, uno insomma gioca facile. A mani Potrei basse. trovare C'ha un tramonto sul Civetta, non lo so, rosa. No, troppo distante, restare più vicino. Quindi la ragazza sì. non vale la perché pena? Ricordiamoci che ho le Quindi la galline, ragazza non ho vale le la api pena, e stai ho gli orchi, non dicendo, posso ok. allontanarmi tanto. Ricordiamoci le Vabbè, ma api. stiamo Riconosci. parlando di un primo appuntamento, cioè secondo me che devi fare un weekend, no? Cioè, 3 ore. Guarda, a torsui, a raccogliere le uova, cioè, nel senso... Ah, subito così vedere se... Ok. Sì, sì. No, scherzo. No, potrebbe essere Raccogliere i fiori. a vedere la fioritura dei narcisi. Ciao. Anche perché siamo vicini, A Ecco. metà maggio, vicino sopra Borgo Valbelluna. Al tramonto. Al tramonto c'è questa distesa di narcisi bianchi. Ah, fantastico. Va Può bene. valere la pena, no? Sì, Come certo. luogo. Segna. Certo, gita, esatto. Portiamo un cestino, ovviamente, con un po' di ortaggi, 2 ovetti. Picnic. Due appette che ci Sì, lo so. seguono. Sì, Sì, 2 appine ma a in sé. montagna è facile, porca miseria. Cioè, Siamo lì e Copertina. copertina, facciamo un fornellino per non fare il fuocherello, che magari dopo ecco, fornellino, fai non so, un ovetto in qualche modo, lo cucini. Nuovi in camicia con nuove due- camicie. Guarda, questo qua la capito, fissa una delle uova. cosa No, easy, però. Cioè, ci starebbe, dai, magari un picnic a vedere la fioritura dei narcisi e col tramonto, sì, perché no? Che riflette la Bravo, luce sui cioè, dai, un fiori, po' di- quindi esatto. crea questa po' di atmosfera, situazione, tra virgolette, romantica, ma non troppo, perché una via di mezzo. Perché è sempre il primo appuntamento, quindi gran Esatto. calma. Brava. Cioè, Porta a no, vedere i no, narcisi e con cioè, te stai, non è che ho spinto tanto. Esatto, cioè, Mimese di No cene stellate. mai, no, No. mai, no, cose no, del no, genere. passato. Primo appuntamento è sempre un aperitivo. Un aperitivo. Sempre. Sì, dai. Sempre. Questo è Cioè, un paio di cicchetti, aperitivo una con due roba, pacchi. cioè cena è troppo impegnativo. Sì. No, non Narcisi esiste, e basta. Narcisi e Narcisi. picnic, esatto. Esatto. Fioritura dei narcisi. Cioè, già cucinare l'uovo secondo me è troppo. Io porterei No. 2 uova sode, 2 uova 2 uova sode, sodi sì, e a via. casa, sì. Fa una roba così? Sì. Va bene, dai. Sì. Ok. Va Andiamo bene. allora. Va bene, Va bene, dai. va bene. Ma io non cucino, non esiste, quindi è tutta roba tua, sì. Ma poi io, che mio papà ha l'orto, che chiaramente praticamente come si chiama, Guantanamo, è meno sorvegliato dell'orto di mio papà. Cioè, Filo per dire, spinato, guarda che è telecamere. tirato con la bolla, sì, no, perché noi abbiamo una volpe. Ok. Quindi c'è le galline sono dentro il bunker, perché la volpe praticamente ne ha ammazzate negli anni un bel po'. E man mano mio papà ha costruito tutta una roba per cui praticamente tu apri, ci sono le galline dentro, richiudi. E l'orto... Un giorno e mi l'orto, fai un video, Elisa. l'orto, cioè, non si può entrare, cioè, è vietato l'ingresso non addetti ai lavori e cioè, può esplodere casa, ma guai l'orto. Ma Che, meno male. immagino che andiate d'accordo, va bene? Assolutamente. Sì. E io non posso entrare, cioè nel senso che io non è che proprio sia proprio giovane. E mio papà all'orto da quando io sono nata sostanzialmente e
posso avere accesso solo alla raccolta di determinati ortaggi. Cioè io l'insalata non la posso tagliare perché non sono buona. Pomodoro sì, la zucchina sì. È vero che dovevi dar da bere i pomodori di tuo papà. Cioè no, tragico, sì, cioè... Mamma mia. Sì, cioè, vai, cioè, non si può. Sì, e dietro l'orto ci sono le galline rinchiuse nel bunker perché appunto noi viviamo dietro un parco che è insomma è un gran bel parco e ci sono c'è anche la volpe, c'è la donnola, quindi negli anni mio papà ha costruito praticamente un sistema di autodifesa. antintrusioni. Poi immagino che anche tu hai il problema delle bestie nell'orto. Certo, anzi. Sì, però non sono così, cioè, sono porte aperte, nel senso chi vuole venire, se vuole venire a imparare, insegno. Cioè, Certo. Sì. Ma magari un'altra puntata parlerò di cosa, bene, devo fare, che progetti ho per quest'anno. Ok, Sono volentieri. un paio di idee, infatti. Sì, perché ho delle cose che stanno venendo avanti. Non abbiamo parlato dell'agriturismo, ad esempio, ma insomma ne parleremo. Volentieri? Va bene? Gita. Per Volentieri, dirne Gita, una, ecco. Sì, volentieri. Vieni a fare Una il di corso tante. di tiramisù, tutto. Quindi allora intanto ci salutiamo. Grazie. Grazie a te. È stato molto bello, divertente. Lascia guardare la camera là. Io ho un piccolo suggerimento. Sì, oggi non sono informissima, oggi non si è visto. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Radici e Fioi. Ringraziamo un sacco Simone, abbiamo un sacco di gite da fare. E basta, grazie mille. Vi aspetto. Sì, anche noi. Di nuovo. Grazie, è Sì, stato un sì. piacere. Grazie. Piacere. mille. Ci vediamo. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao ciao.